Passant per Anfipoli e per Apollonie, arrivarono a Tessaloniche, là che era una sinagoga dei Giudeos. Secondo il solito, Pauli alle chiataiu e per 3 sabits ha ragione con loro da orde scritture, spiegando e mostrando che il Cristo aveva di patire e risurì dai morti. E il Cristo diceva alle che Gesù che io predichi. Qualchidun di loro si lasciò convincere e Pauli e Sile si conquistarono insieme con un gruppo di greci che credevano in Dio, un bel troppo di signori di fame alta. Ma i giudei, montati in gelosia, attirarono in donne un po' di placiarui, rubati dai piedi, per far dampe su un surte citato. Si presentarono dinanzi a casa di Jason, domandando di Paolo e di Sile, per menare dinanzi all'assemblea del popolo. Mediante che noi chiattavano, a strisinarono Jason altri frati dinanzi ai restanti di città, sbergelando. Che ha avuto in sossore il monte e sono arrivati anche a Kenti e Jason e allo Zas. A sonint, che va contro la slesa dell'imperatore, predicando che è un altro re, Gesù. Con questo, da voi, astecciarono la int e i restanti di città che pretenderono di Jason e dagli altri frati il pagamento di una garanzia, prima di molaio. Allora, i frati si fecero partire dal momento e vi impegnarono Paolo e Sile per bere. Arrivati a ventilà, si presentarono in sinagoga dei Giudei, che chi avevano un corpo vero che non che di Tessaloniche, e ascoltarono il discorso con tante brame. Ogni dì scrivevano in scrittura se la roba era proprio così. E tanti loro finirono col chiappare sulla fede, come anche greci, femmine di fame alta e un buon troppo di uomini. Quando però i giudei di Tessaloniche avvignarono a sapere che Paolo aveva predicato la parola di Dio anche a Berem, applombarono anche là a seminarsi zanie e saborare la int. Allora, i frati si fecero partire dal momento Paoli in direzione del mare, alla quale che Sile e Timoteo restarono lì, che accompagnava in Paoli luminare in fin tremai a Atene e a tornare in Daur con l'ordine. Per Sile e per Timoteo di lei Daur, più svelti che potevi.